Euroregione.news. Dal Friuli al mondo della musica rock. I Rude Paradis presentano il nuovo singolo Seven Drops of Rain, preludio per future importanti pubblicazioni. Ne parliamo con due dei quattro componenti, ovvero Raffaele Campeotto e Luca Apollonio. Siamo alla Angel Wings Recording Studios, dove abbiamo registrato il nostro primo album e in questo caso il nostro primo singolo, che si chiama Seven Drops of Rain. Adesso ne usciranno a 1 mese e mezzo /2 altri 4 singoli per poi lanciare il nostro primo album. Fino adesso ci siamo divertiti, siamo partiti con grande passione a sviluppare le nostre idee. È partito tutto da un rapporto di amicizia, dopo è diventato un divertimento, dopo è diventata una grande fatica perché è iniziato ad essere una cosa veramente seria, però serviva nella nostra vita. Quello che vogliamo fare noi è continuare a fare musica per ampliare sempre di più la nostra azienda e riuscire a vivere con questa cosa. Abbiamo preparato il nostro primo singolo, ce ne saranno degli altri per poi proporre un album completo di 15 brani e il nostro obiettivo è proporre la nostra musica ovunque, locali, festival in tutto il mondo anche volendo. Gli artisti miei preferiti sicuramente sono i Pink Floyd, Carlos Santana, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, i classici dei chitarristi praticamente. È molto vasta la preferenza, poi io ascolto di tutto, devo dire la verità. Però mi piace, non ho preso, mi sembra di non aver preso influenze. Ho trovato una mia strada, una mia emozione da trasmettere grazie a Raffaele, anche che è tutto sviluppato insieme, è nato tutto da un'amicizia. Molti pezzi che ho scritto, tante ispirazioni gli hanno dati i miei figli anche, quindi da lì, da un'emozione che ho vissuto, mi sono messo a scrivere durante la notte. Chiaramente tutti i pezzi sono stati fatti durante la notte, non li abbiamo scritti assolutamente insieme. Io principalmente mi concentravo sulla musica. Abbiamo trovato questa sintonia io e Raffaele che è stratosferica, perché lui riusciva ad entrare nella mia testa solo ascoltando quello che mettevo giù e viceversa, direi, no? Sì, componiamo assieme. Certe volte ho io determinati giri di accordi, oppure le basi le ho preparate anche io tante volte per poi lui fare gli arrangiamenti, o viceversa, oppure tante volte, non so, nasce qualcosa semplicemente da dei riff di voce e che poi lui completa ristrutturando tutto. C'è una sinergia tra noi due, in poche parole. E assieme a noi, assieme a Rude Paradis, suonano Diego Beltramini al basso e Riccardo Zamolo alla batteria. Seguiteci sui nostri social, Instagram Rude Paradis Official, invece Facebook Rude Paradis e YouTube Rude Paradis, e su tutti gli store di vendita e streaming online che trovate tranquillamente in tutto il mondo. Basta digitare Rude Paradis e appare il logo rosa con scritto Rude Paradis e siamo noi. Io ringrazierei tutti quelli che ci stanno seguendo, che ci hanno dato la fiducia e ci stanno sostenendo. Ringraziamo tutte le fonti di ispirazioni che ci hanno fatto unire, che ci hanno tenuti uniti me e Raffaele, e inoltre i nostri componenti che abbiamo avuto la fortuna di trovare, i nostri cari colleghi musicisti che ci sostengono e sono entrati a far parte veramente in una maniera lodevole, e sono veramente degli ottimi musicisti, quindi ci hanno velocizzato molto la strada, quindi un ringraziamento anche a loro. Ma Seven Drops nasce da... Io volevo semplicemente comunicare che, allora, tramite le strofe io racconto ciò che accade nella vita delle persone, ok? Quindi
c'è dolore, c'è amore e quello rappresenta ciò che la vita ti porta, ok? È il vissuto che una persona. Nel ritornello invece c'è un messaggio molto più profondo che ho voluto lasciare, che ho vissuto io, poi io condivido se a qualcuno può aiutare, può portargli delle risposte, è che veramente avevo tutto dentro, c'era tutto dentro, e quindi quello che dice è che quello che tu cerchi non è fuori, è dentro, le risposte ti arrivano, bisogna imparare a leggersi dentro. Tante volte tu hai la risposta ma non l'ascolti e vai a cercare cose che ti perdono, e volevo mettere i puntini sulle i su questa cosa di ascoltarsi dentro è la cosa migliore. Questo è quello che Seven Drops racconta in poche parole, su di una chiave new metal, alternative rock, c'è del pop, c'è del country, c'è un po' di tutto all'interno, sono le influenze di cui parlavamo prima. Dagli Angel Wing Studios per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news